Qua sotto c'è Ovaro. Carnia Cycling Tour, percorso Ovaro, si entra in Val Pesarina. Tac. Una bella tribolata. Scouting di prossime salite. Sarà da ridere. Qua 14-15. Queste mitiche gallerie. Questa dovrebbe essere una zona che riconoscete. Qua sotto c'è Ovaro. Vi saluto, benvenuti sul canale, benvenuti in questo nuovo video. E sono al camping caravan, o meglio Zoncolan camping caravan, Zoncolan caravan camping, adesso non mi ricordo come l'ordine del naming, perché sto per fare il terzo percorso del Carnia Cycling Tour. Se non avete visto i video dei percorsi primo e secondo, che io ho fatto nell'ordine di Tolmezzo il primo, Ampezzo il secondo e adesso Ovaro, andate a vedervi gli altri video, ve li lascio linkati qua. Adesso mi carico la traccia, quindi percorso CCT Ovaro, mi aspettano 46 km, 654 metri di dislivello, play, via, pronti a partire. Carnia Cycling Tour, percorso Ovaro. Questo ha tutto un altro stile rispetto alle altre che abbiamo visto, si vede. Questo è Matteo del futuro, mentre salgo in Val di Preone, nell'ultimo percorso del Carnia Cycling Tour. Vi racconto come funziona il Carnia Cycling Tour. Si va sul sito, ci si iscrive e si ritira in diversi punti, oppure contattando Antonello dell'organizzazione, la tesserina, quella che avete visto in diverse foto pubblicate anche su Instagram, per timbrare ai checkpoint. Timbrati i checkpoint di tutte e quattro le tappe, si può passare in dei luoghi specifici per ritirare il pacco dei finisher, che comprende un sacco di prodotti tipici della zona, molto buoni peraltro, perché ho assaggiato qualcosa. C'è anche un codice sconto per chi non volesse spendere i 30 euro dell'iscrizione, che considerati gadget, carnet di sconti, fra i quali il 20% da Sportler, fanno il 20% 2 volte all'anno, quindi secondo me già quello vale la pena. C'è un codice sconto che vi lascio scritto in descrizione dei video, oppure scrivetemi, vi dà un piccolo sconto per l'iscrizione. Fatemi sapere se farete il Carnia Cycling Tour, se conoscete i percorsi, le zone, o se avete qualche consiglio per prossimi giri. Ciao! Sì, qua ci sono stato anni fa. Avevo fatto che c'è una camminata qua che punta lì sotto. Anche se questo è all'inizio del percorso, qua sotto dietro di me, casolare bianco, c'è il ristorante e poi c'è la passeggiata per arrivare ai laghetti di Aplis. Bello perché l'ho fatto qualche anno fa, anni fa, non mi ricordo, però so che l'ho fatto. Allora, questa è la prima salita, 7 km, pedalabile, roba fattibile, è un po' così, un po' vallonata diciamo, che porta a Pesaris. E qua si entra in Val Pesarina uscendo da Ovaro. Val Pesarina, la valle del tempo. Allora vediamo se la dico giusta, poi magari chiedo conferma ad Antonello. Pesaris dovrebbe essere un paese in cui ci sono 12-15 orologi particolari, diciamo, ognuno dei quali ha un tema e una particolarità del paese. Salita comunque molto bella, al di là che io ho fatto il giro di Ampezzo stamattina e ho le gambe di granito
Molto bello questo pezzo, veramente. Rispetto agli altri due giri questo ha già un sapore diverso, perché sono paesi montanari un po' diversi, appunto. Che scenario però, che bello. Qua puntiamo il centro di Pesaris. Comincia il giro degli orologi. Che figata. Orologio a vasche d'acqua. Orologio a palette giganti. Che figo. Bravo. Stavo quasi dimenticando che devo timbrare. Qualcuno ha timbrato recentemente qua, eh? Tac. Come mi ha detto Sebastian quella volta che siamo andati sullo Zoncolan, il Friuli è ripido. Pesaris è ripida. Luincis. Qua sono venuto a comprare più volte la carne. Scesi da Pesaris, discesone, che è la strada che abbiamo fatto in salita prima, e qua prendiamo una salitella che ci porta alla Pieve qua su. Che è quella che inizia adesso. Sarà una bella tribolata. Qua c'è il museo della Pieve e qua c'è un muro e io metto il 36 e anche Rapportino va. Pieve di Gorto. Ultimi 200 metri. In salita? Sì. Bello questo. Come carattere questo giro qua ha più passaggi nei paesini. Più panoramico, dai, diciamo così. Diciamo, potrebbe essere inteso come un giro ottimo per fare scouting di prossime salite da fare qua in zona, a parte ovviamente Zoncolanda Ovaro, ma quella è famosa. Potrebbe essere un'idea fare la Stentaria, che mi dicono essere molto dura.
Fatemi sapere se qualcuno di voi ha fatto la Stentaria, lo Zoncolanda Ovaro, oppure ha dei giri qua in zona da consigliare. Che spettacolo, che posti. Wow. E qua su dietro di me c'è il santuario della Madonna di Loreto, l'ho appena letto sul cartello. Che figata! A 850 metri inizia roba brutta, quei 3 strappi lì sarà da ridere, cioè in meno di 1 chilometro 180 metri di dislivello. Qua dietro la curva non si scherza più. Olè. (36) e 34. L'asfalto è perfetto. Ecco a 14-15 picchia. Però che strade. Dai. Ancora uno così. E poi è tutta falsopiano. Raveo. Questo sicuramente molti di voi lo conosceranno, è famoso il paese. Uscendo da Raveo, bici, timbro, come nel giro di Ampezzo. E subito dopo il timbro, il giro di Ovaro ti ricorda che sei in Carnia. 9% in aumento. Boh, ma manca 700 metri. Dai. Bello anche questo percorso. Forse di rientro, se non ricordo male, dovrebbe esserci anche un pezzo di ciclabile, che è quella che corre lungo la strada, si vede dalla strada, che ho visto decine di volte venendo su a Ovaro e non sono mai riuscito a farla. Il senso di questi giri l'ho già detto, quindi fare scouting delle zone. Di sicuro in tutti i giri che ho fatto, sia ieri che oggi, non mancano mai le fontane. Ah, vedi, questo è Lauco, che è il paese che ho attraversato quando sono andato sullo Zoncolan in mountain bike da Villa Santina. Un giro stupendo.
Allora, considerata la temperatura, 4 gocce fresche anche ci stanno, solo non vorrei che diventino un po' più di 4 gocce. Qua si attraversa, via. Chiassis. Che spettacolo, bellissimo. Sole e pioggia. Ecco le mitiche gallerie. Sono abbassato gli occhiali. Che bella temperatura qua. Pezzettino sterrato sulla ciclabile, così anche oggi non ci facciamo mancare la giusta dose di gravel con la Ethos. Allora, il giro è ufficialmente finito, ma io per rientrare ho ancora un pezzetto di salita verso gli Aris che non vi mostrerò, andate a vedervelo su Strava per capire quanto piano sono andato. A parte gli scherzi, fatemi sapere se questo giro vi è piaciuto lasciando un like, se volete chiedere qualcosa un commento. Non so se ci vediamo più tardi oppure direttamente al prossimo video. Sto palesemente salvando la gamba per l'ultimo giro preone di domani. Ciao.